senza alcun contenuto. Occupiamoci di economia. Il ministro Tremonti, parlando a Venezia al convegno dei giovani imprenditori Confcommercio, ha invitato tutti ad essere più ambiziosi per rafforzare la crescita ancora troppo debole. Il nostro inviato Vittorio Cota. Un lungo periodo dell'economia mondiale ed europea è finito con la crisi globale e l'altrettanto grande paura di maggio, quando la Grecia ha rischiato di portare al collasso economico l'intera Europa, perché siamo un continente che produce più debito che ricchezza, più deficit che prodotto interno lordo. Così non si può continuare. La lezione, spiega Tremonti ai giovani imprenditori di Confcommercio, ora è: la crescita economica non potrà più essere fatta col deficit pubblico. Parlando del nostro paese, il ministro dell'economia ha ricordato che se avessimo il nucleare e aziende di dimensioni maggiori, la Germania tratta da gigante con giganti. Tratta da gigante con la Cina. Non avremmo i problemi di crescita attuali e ha invitato gli imprenditori: dobbiamo essere oggettivamente ambiziosi. Essere ambiziosi significa un po' rinunciare a posizioni fatalistiche. Infine un annuncio: entro l'autunno l'Europa varerà il nuovo patto di stabilità e crescita, che per Tremonti è un passo di altissima cifra politica ed economica. Da Venezia, con la collaborazione tecnica di Daniele Di Noia, linea allo studio. Le 19:14.